bel ristorantino proprio sul mare, mi piace molto, con questa veranda in plastica, pescato della zona. Vediamo. A me sempre tonno costano. È arrivato già il primo piatto di dado, una bella insalatona mista, quella dell'altro giorno praticamente. Sì. Uguale, identico. Quanto tonno ti hanno messo? Io e Rita abbiamo preso dei calamari fritti e pesciolini fritti, vediamo cosa ci portano. Per il momento stiamo assaggiando i calamari e sono buoni, vero? Sono buonissimi, sì. Patate che non manchino, è un buon vino bianco della casa e ci sta piacendo. Sì, un pesce fritto, sempre buono. Ci è piaciuto tutto, Guarda sotto al tavolo un secondo. Adesso voglio provare il tiramisù. Sono tutti dolci, tiramisù, San Marcos, polvito uruguayol, tarta de queso, crema de yogurt, principe Alberto, quesillo, ferrero e il budino San Marcos. Però proviamo un tiramisù. Davide, ne hai anche nel menù. Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Buongiorno anche da Dado. Buongiorno anche dai gattini. Là, gattini Guardate, al sole. Lì e lì. Qui ce n'è moltissimi. Andiamo a vederli. Andiamo a vedere. Molti gattini. Qui gli danno da mangiare. Visto come Là, stanno già scappando. Là. Sono le 9 del mattino. È già passata la macchina del pane con il pane fresco, i dolcetti tipici canari, tra l'altro molto buoni. Oggi abbiamo preso 3 cioccolati, una pasta con 3 cioccolati diversi e un dolcetto tipico delle Canarie, dice proprio autoctono. Il parcheggio in questa città è pieno di camper, ce ne saranno una trentina e ci siamo anche noi. Que un niño la salude. Es una loca de los niños. E il niño è il loco del perro. Yo no. Ahora vas a querer llevarte a la casa. Tranquilla. È un incredibile Davide, ha conosciuto il cagnolino, quindi la padrona, una signora sui 50 anni, e mezz'ora, un'ora lì che chiacchiera con lei, chissà cosa tutto si stanno dicendo. No, è troppo bellino. Io nel frattempo mi sono preso un'oretta di sole sdraiato in questo muretto. Si stava bene, si sta bene. C'è un caldo. Tante persone già in spiaggia. Adesso vediamo a che punto è Rita.
Magari veniamo anche noi 2 orette a prendere il sole. Andiamo, David. Ci sono anch'io. È bello. Bello? Ma costa molto. Penso di sì. Molto più del nostro di sicuro. Eh sì, guarda che bel muso. Poi c'è questo Benimar, con la macchina da gara addirittura dietro. Si fa. Una BMW. La gara? Chi spa moto. Vedi il roll bar che ti avevo parlato? Il roll bar è questo qui. Sì. Diaz e Perez, c'è pilota e navigatore. Adesso noi andiamo in spiaggia, siamo a metà dicembre. Beh, mi piace dirlo, metà dicembre che me ne vado in spiaggia mi piace, se permettete. Vamos! Vedi che fai 3 passi e sei in spiaggia. E qui la spiaggia. 40 secondi a piedi e siamo in spiaggia. Attraversiamo praticamente la strada, usciamo dal camper, attraversiamo la strada e siamo in questa bella spiaggia. Oggi fa fare anche il bagno. Sabbia nera finissima, finissima, questa non si staccherà mai dai piedi. Bene, andiamo in spiaggia. Andiamo in spiaggia, felice, siamo già! Andiamo al mare. Siamo già in spiaggia! Com'è? È un po' freschino, però accettabile. Un po' freschina. Beati bambini. Per me è fredda. Si può fare il bagno, vero? Proviamo a farci un bagnetto e vediamo. Che giorno è oggi? Non mi ricordo, però è dicembre. Ah, oggi è 10 dicembre. Oh. Freddo. Fredda. Fredda. È già scappato. Andiamo a fare il bagno. Spingila, Dado. Buttala in acqua. Buttala in acqua, Dado. Vai in acqua! In acqua! È fredda, Fuori c'è caldo, ma l'acqua è fredda, porca miseria. Oh. Ah. Ehi, adesso ce l'hai fatta. Adesso ce l'hai fatta. Bella adesso, 27 gradi dentro, 24,4 fuori. Bellissime temperature oggi. Una bella mattinata al mare. Adesso un bel pranzetto, poi riposino, mare, sole e il frutto dell'estate. Anguria. Anguria Buona, al 10 dicembre. Pomeriggio, 2 passi con Dado finalmente. Abbiamo pranzato, ci siamo riposati un pochettino. Una piccola siesta, ormai stiamo diventando spagnoli. Qui si allenano e noi passeggiamo. È bello qua, Sì. Dado è convinto di farmi uno scherzo. Si vedevano i capelli, vero? No, ti ho beccato. C'è il sole. Così? Così. Ah, c'è il sole lo stesso dietro di te. Oggi un lunedì di metà dicembre.
eravamo in spiaggia, sono le 10 del mattino e la bellezza dei lunedì è che tutti tornano a casa, anche qui alle Canarie evidentemente non sono tutti vacanzieri, ma sono molti residenti che si fanno il weekend e poi lunedì chiaramente rientrano tutti a casa per lavoro, per le loro faccende. Adesso vi faccio vedere che la spiaggia è tutta per noi. Ieri domenica c'era tanta gente, era, non dico strapiena, ma tanta gente in spiaggia. Adesso ce la godiamo proprio, non c'è un filo di vento, c'è un bellissimo sole, ma per dir la verità in questa zona abbiamo sempre trovato belle giornate. Mare, una tavola oggi, eh? Rita si allena, buongiorno. Metà dicembre ci sta anche il bagnetto oggi, eh? Non è fredda per niente oggi. Oggi calmissima e limpidissima, eh? Tonificante. Ma non è vero che è freddissimo. È freschinetta. Mi unisco alla festa! Non era una festa, era una giornata di relax. Non c'è nessuna festa. Fredda. È freddo. Solo Dado ha il coraggio di bagnarsi. E quel signore laggiù, guarda quel signore laggiù. E anche questo signore di 80 anni. Anche io sono entrato. Sono coraggioso anch'io. Anzi, adesso mando Rita a prendermi gli occhialini e nuoto. Sì, aspetta, fammi tuffare così esco direttamente e mi metto al sole. Vai, dai. Mezzogiorno e mezzo, ci facciamo un bel bagnetto di famiglia e poi rientriamo a pranzo. Dove stai andando? No, dobbiamo fare il bagnetto di famiglia. No, Alfredo, no, niente bagnetto di famiglia. Dobbiamo fare il bagnetto. Alfredo, Davide, aiutami tu. Alfredo. Alfredo, Davide. Sei obbligata! No, il sole, sono calda. Sei obbligata! Sei obbligata insieme a noi tre! Aiuto! La pancia! Dove stai andando? Dove stai andando? E io sono già bagnato. Dio, che freddo! Davide, non schizzare! Without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. Docce fatte e ora torniamo in camper. Siamo rientrati in camper, ci siamo fatti anche le doccette in spiaggia perché c'è sempre l'acqua dolce per lavarsi. E adesso pranzetto, delle fettine che siamo andati a comprare con Dado stamattina a piedi perché c'è un paesetto vicinissimo. Siamo sempre nel solito parcheggio, in asfalto, ma stiamo troppo bene, non vogliamo andare via assolutamente. Cioè, se sta facendo queste giornate è un peccato, perché domani se farà una giornata di sole senza vento ce ne riandiamo in spiaggia e ci prendiamo il sole tutta la mattina. Pasta per Dado già pronta. Quale per Davide? Ok. No. È una persecuzione. Ma siediti a me. Buon appetito. Buon appetito. Buongiorno amici. Oggi giorno numero 3
4, 5? Non si sa. Quanto tempo siamo qui? Non si sa. Ha fatto delle bellissime giornate, ci siamo un po' presi il sole, ci siamo rilassati al mare, siamo stati molto bene. Però mi sembra che oggi qualche nuvoletta, il cielo lo vedo un pochettino velato, quindi probabilmente è ora di partire. La notte stanno anche scendendo le temperature, 12 gradi e mezzo fuori. Infatti appena mi sono alzato ho acceso un pochettino la stufa e adesso ce n'è 17. 10 minuti di stufa neanche e le temperature salgono alla grande. Queste stufe dei camper sono un portento. Dunque, se doveste capitare a Santa Agheda, ricordatevi che si sta alla grande, c'è una bellissima spiaggia, c'è l'acqua nella spiaggia per lavarsi, per caricare delle damigianette. Il parcheggio è tranquillissimo su asfalto, però bisogna stare molto attenti, come in tutta Gran Canaria, non bisogna aprire nulla, non bisogna aprire finestre, non bisogna lasciare asciugamani fuori, è molto rischioso. Passano, fanno una foto e multano, così ci hanno detto tutti quelli del posto. Adesso Dado fa il suo spuntinetto di pane, lo stiamo grigliando. Rita è pronta? Pronta. Come sempre abbiamo pulito tutto, i tappeti che adesso rimettiamo. E andiamo a lavarci il camper che fa schifo e anche lo scooter dietro fa davvero paura. Poi vorrei trovare un coprimoto, se lo trovo lo compro e glielo mettiamo. E poi dobbiamo cercare un distributore per fare gas. Fatte tutte queste cose ci possiamo riparcheggiare. Grazie mille a Santa Agheda, ci vediamo, andiamo a scoprire altri posti. Abbiamo talmente tante cose da fare che non so neanche come dirvele, però cercheremo di farle passo passo. La prima cosa da fare è cercare un autolavaggio e poi dobbiamo cercare del gas per riempire le nostre bombole. Poi una piccola spesa e infine trovare un bel parcheggio dove riandarcene al mare a sdraiarci per 3-4 minuti. Perfetto. Quindi autolavaggio, gas, spesa e parcheggio. Abbiamo trovato il GPL, qua lo chiamano GLP, quindi una cosa fatta. Il carico completato, ne mancano 3. Gas fatto a 68. Dov'è? Ha detto che non c'è l'autolavaggio per i nostri camper, però ha detto che forse c'è nell'altro distributore, quindi adesso andiamo a vedere. Nemmeno qua c'è il distributore per i camper. Andiamo direttamente a Puerto Rico. Puerto Rico. Il camper sempre sporco. Questa è la zona super turistica di Gran Canaria. Qui i camper non li vogliono vedere neanche disegnati. Solo hotel, hotel, hotel e hotel. E basta. Ci troviamo al barranco dell'Agua della Perla. Abbiamo trovato anche l'autolavaggio, adesso manca solo una cosa, manca la spesa. Fuoco! Era molto sporco, era letteralmente marrone, mega sporco. Ok, non so se l'avete vista bene, ma
è appena passata una Ford Mustang nera bellissima. Io adoro le macchine e se mi seguite da molto tempo dovreste anche saperlo. Non so se rende dai video, ma era veramente grigio. Non lo lavavamo da un mesetto e ci voleva proprio. Ragazzi, da notare che quella sbarra lì in alto ha un buco e papà che adesso è sopra con la Purivapor lava anche la signora lì a fianco. Tocca anche a me. Ah, pensavate che io fossi solo il cameraman? Ragazzi, doccia naturale. Guardate.